Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano e anche oggi vediamo una micropillola sugli armonizzatori del chakra. Bene, quindi per iniziare vediamo questo chakra. Il chakra che tratteremo oggi sarà il chakra solare e dopo ne parleremo. Quindi il primo quadrante che useremo sarà il quadrante radiostesico per la valutazione del chakra e useremo il testimone. Mettiamoci il testimone nel centro del pallino, prendiamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione del chakra che potete tranquillamente scaricare gratuitamente nel sito del capitano.altervista, prendiamo il pendolino e chiediamo come sta il chakra solare di questa persona. Prendiamo l'indicino, puntiamo sul chakra solare e controlliamo come sta il chakra solare di questa persona. E a questo punto il chakra solare di questa persona vediamo che non sta per niente bene, è decisamente negativo, vedete? Quindi dobbiamo intervenire con un armonizzatore che il vostro Marietto Veneziano e il De Garda hanno studiato bene. A questo punto ci fermiamo e andiamo avanti nell'operazione. Vi ricordo che il PDF con le spiegazioni di tutti i chakra li potrete trovare, le spiegazioni potete trovare nel canale di De Garda e Marietto Veneziano e i PDF con tutti gli schemi e i circuiti potete trovare gratuitamente nel sito del capitano.altervista. Bene, prendiamo il nostro testimone e cambiamo quadrante. Useremo il quadrante radiostesico per la valutazione, vedete? Così che vediamo se questo circuito andrà bene per il testimone. Prendiamo il pendolino e chiediamo se il circuito per l'armonizzatore del chakra solare va bene e il pendolino vedete che ci dice di sì. Vedete cari amici? Sì. Quindi ci fermiamo e prendiamo un altro quadrante radiostesico. Togliamo il testimone e usiamo il quadrante radiostesico per la valutazione dell'ora. Quindi prendiamo il testimone, lo mettiamo nel centro, prendiamo il nostro pendolino e chiediamo per quante ore deve rimanere il testimone nel circuito radionico per armonizzare il chakra solare. E a questo punto vedete che il pendolino ci dice 6 ore. Quindi siamo sicuri che noi possiamo lasciare il testimone per almeno 6 ore nel circuito radionico per l'armonizzatore del chakra solare. Bene, a questo punto andiamo avanti, togliamo il nostro testimone e prendiamo il quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento. Vi ricordo che questi non sono trattamenti medici ma puramente solo vibrazionali. Quindi prendiamo il nostro pendolino e chiediamo come sarà alla fine dell'operazione del trattamento energetico il soggetto. Il testimone vedete che sarà molto favorevole, il chakra solare sarà armonizzato bene. A questo punto ci fermiamo, togliamo sempre il testimone, prendiamo l'armonizzatore chakra solare che ha fatto il vostro Marietto studiandolo con il De Garda e mettiamo il nostro testimone nel centro. Vi ricordo come è fatto il circuito, che è una macchina vibrazionale, ha una cornice di protezione con un circuito disimpregnatore dell'insieme, poi ha un pallino con dentro l'OM, quindi la forza vibrazionale universale, 9 cerchi che espandono l'onda di forma, in centro abbiamo il simbolo del plesso del chakra solare e il numerino cosmico studiato appositamente per voi dal vostro Marietto Veneziano. Quindi appoggeremo il testimone, prenderemo il pendolino e
al testimone, così che le energie si aggregano, le energie vibrazionali del numero cosmico, il simbolino del chakra solare si aggrega al testimone per armonizzare il suo chakra. Quindi minimo dobbiamo fare 21 giri, vedete? L'ideale sarebbe che noi lasciassimo andare finché non si ferma il pendolino. Vedete? Fatto questo, adesso mi fermo perché è solamente un'unità didattica, è una piccola pillola didattica questo. Fatto questo, appoggeremo la nostra macchina vibrazionale in un posto sicuro per almeno 6 ore. Quindi li lasceremo o su un armadio o su un tavolo dentro un cassetto, in modo che per 6 ore non venga disturbato. Dopodiché toglieremo il nostro testimone e l'operazione sarà fatta. Vi ricordo che, come alcuni mi hanno scritto, telefonato o chiesto in privato, non si possono alzare i boves assolutamente più di un numero, cioè nel senso che non si possono alzare in modo sproporzionato i boves, perché è come mettere l'acqua di una piscina dentro un lavandino. A un certo punto esploderebbe. Noi dobbiamo tenerci i boves che abbiamo e mantenerli. Al massimo possiamo salire 100 boves in una vita. Ci sono casi eccezionali che i boves crescono, ma sono proprio cose karmiche, non sono cose artificiali, perché dare troppe boves a una persona gli si potrebbe bruciare l'eterico. Detto questo, cari amici, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale di Hildegarda, il canale del vostro Marietto Veneziano, o di venirci a trovare nei gruppi Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. Vi ricordo che questo circuito, con tutti gli altri circuiti, sono scaricabili gratuitamente in un PDF apposito studiato da Hildegarda e Marietto Veneziano sul canale, nel sito il capitano.altervista.org, ed è scaricabile gratuitamente. Le istruzioni si trovano sia nel canale di Hildegarda, come per usare questi circuiti, sia nel canale del Marietto Veneziano. Grazie e alla prossima pillola.